Sembrerebbe di sì, che avessero trovato gli insegnanti dovrebbero cominciare nel nostro caso il 30, che è giovedì della prossima settimana. Siete contenti? Finalmente, sì, dai, speriamo che comincino, speriamo che continuino e basta, insomma. La comunicazione arriva alle famiglie in mattinata dall'Istituto Comprensivo Mandela. I rientri pomeridiani riprenderanno il servizio scolastico a tempo pieno interrotto bruscamente martedì a nemmeno 24 ore dall'inizio. Per mancanza di personale riprenderà giovedì per le scuole elementari e lunedì 4 ottobre per le scuole medie. E non erano pochi i genitori questa mattina ad esultare scambiandosi la comunicazione davanti ai cancelli. Gli stessi che avevano minacciato uno sciopero per far sentire la loro voce e quella dei bambini. Troppo tardi, ma va bene così. È stato difficile organizzarsi. Estremamente difficile, specie perché nessuno ci aveva avvisato per tempo. Il sistema scuola è un sistema che è fatto per chi ci lavora, non per chi lo usa. Ancora decine i nonni ad attendere i nipoti, loro a mettere le pezze ad un'organizzazione che fa acqua da tutte le parti, con incarichi assegnati all'ultimo e spesso rifiutati. Accade troppo spesso. Lo so, accade troppo spesso. Bisogna ringraziare i nonni che ci sono e che ce la possono fare. Si sono organizzati male, ma fin dall'inizio. Dovevano prestare un po' più di attenzione a se c'erano le maestre, non c'erano, se tutti avevano accettato l'incarico e tutto quanto, insomma. Nonno Paolo si sfoga, parla di vergogna per il secondo sciopero convocato a nemmeno un mese dall'inizio delle lezioni e per il continuo turnover degli insegnanti. E se gli insegnanti arrivano da Canicattì, mi scusi, ma la cosa non è adeguata, perché poi sappiamo benissimo qual è il discorso, che poi chiedono avvicinamenti e quant'altro. Qui se chiedono di venire qua a insegnare, minimo devono stare un anno qui presenti a insegnare alla fine della scuola e l'anno prossimo eventualmente chiedono qualcos'altro, ma non dopo 2 giorni che sono qua. La mia nipote che fa le medie, stessa cosa, anche quest'anno cambia sempre insegnanti continuamente. È una vergogna.